oggi diverse manifestazioni sull'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, con due momenti importanti, uno qui al Molo a Porto Empedocle e un altro poi in via Atenea con la manifestazione ufficiale. Prego, comandante. Certo, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Oggi è una ricorrenza per noi davvero speciale, per tutti gli uomini e le donne della Guardia di Finanza, 250 anni, un compleanno a cifra tonda, e per questo abbiamo voluto onorarlo con questi momenti importanti. A brevissimo depositeremo una corona in mare in onore degli eroi del Dragamine del 36, una nostra imbarcazione al comando di un ufficiale della Marina Militare che si è distinta per gesta davvero eroiche durante il secondo conflitto mondiale. E poi oggi pomeriggio ad Agrigento, cerimonia solenne, onori alla statua del Giudice Livatino, perché la facciamo nella nostra piazza antistante la caserma, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, per affermare la presenza del corpo che è costantemente accanto alla collettività, ai cittadini, un presidio di sicurezza economico-finanziaria a tutela della legalità e delle libertà economiche dei cittadini e delle imprese. Questo è un lavoro importante, impegnativo anche qui in provincia, una provincia difficile anche per le tante componenti che ci sono, tra cui quello dell'immigrazione, a cui voi date una forte mano. Assolutamente sì, il nostro comparto aeronavale e i nostri reparti di stanza a Lampedusa sono fondamentalmente impegnati su questo versante per soccorrere i migranti e per arrestare gli scafisti, quindi anche tra i risultati cerchiamo di prestare appunto sempre il soccorso, il primo soccorso a tutti coloro che partono per questa avventura, mossi sempre da spinte ovviamente di sopravvivenza, perché nelle loro terre non hanno grandi speranze e futuri, però ci sono poi quelli che se ne approfittano, quelli che lucrano sulle vite umane. Quindi il lavoro del Corpo della Guardia di Finanza come Polizia del Mare è costantemente quello, quindi pattugliare le coste, soccorrere i migranti e contrastare coloro che ne fanno sfruttamento di quest'opera. Anche il sindaco di Porto Empedocle presente a questa iniziativa sui 250 anni di fondazione della Guardia di Finanza al Molo di Porto Empedocle. Sì, oggi festeggiamo i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza ed in modo particolare ci troviamo sul porto di Porto Empedocle perché il connubio della città con la Guardia di Finanza è stato sempre stretto ed inscindibile. Questo rappresenta un momento di grande importanza per i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza, che a Porto Empedocle abbiamo anche voluto e siamo presenti con il nostro gonfalone perché riteniamo che la collaborazione e la Guardia di Finanza è stata sempre presente nella città di Porto Empedocle, vi è stata sempre una grande collaborazione ed oggi siamo felici di partecipare a questa manifestazione. Calogero Colognale, ecco, la sua presenza qui al Molo oggi a questa iniziativa ha un significato notevole, ce lo spieghi? Diciamo che alcuni anni fa abbiamo realizzato un documentario per l'Associazione Culturale Sicilistoria che si intitolava Il tenente di Bartolo e gli eroi dell'RD-36. L'RD-36 è stata l'unica nave, un dragamine della Guardia di Finanza decorata ad essere medaglia d'oro al valor militare. Per questo era proprio in questi moli dove per gran parte della guerra fu ormeggiata, ma successivamente fu spostata a Tripoli dove fu affondata mentre salvava le altre navi, quindi si lanciava all'assalto contro il dragamine per salvare le altre navi. E quindi questo è un momento di ricorrenza, abbiamo ricostruito questa storia e ci ha fatto piacere essere coinvolti dalla Guardia di Finanza per il 250° anniversario della fondazione del corpo. Ecco, voi siete presenti qui per un motivo ben preciso? Sì, assolutamente sì. L'Associazione Culturale Sicilistoria è presente su invito del comando della Squadriglia Navale di Porto Empedocle. Abbiamo anche collaborato, per noi tra l'altro è la terza occasione che ricordiamo l'RD 36, il sacrificio di questi giovani ragazzi finanzieri che nel gennaio del 1943, durante la ritirata del nostro naviglio residuale dal porto di Cipoli, che stava per essere occupato dagli inglesi, immolarono la loro breve vita in uno scontro impari con dei possenti cacciatorpedinieri inglesi. Ecco, siamo sulla barca per andare a depositare la corona d'oro per il dragamine. Ricordiamo oggi un fatto d'armi di gennaio 1943, quando il Regio Dragamine 36 della Guardia di Finanza di base in Libia
sacrificò la propria vita di tutto l'equipaggio dei comandanti per salvare l'intera flotta che era alle sue spalle. Si è lanciato con i propri mezzi minimali contro 2 fregate inglesi al largo di Zuara in Libia per coprire la ritirata dei compatrioti. Questo momento è significativo anche dal punto di vista del ricordo, della memoria. Avete voluto anche consegnare una targa all'erede del comandante? Sì, è presente la signora D'Amico, che è la nipote del comandante dell'RD 36. Per noi sono valori fondanti. Quest'anno sono 250 anni dalla nascita della Guardia di Finanza e per noi era doveroso ricordare i nostri caduti di tutte le guerre e caduti in servizio. Voi che ruolo avete come ROAN nell'ambito dell'operazione di sicurezza? Il reparto operativo aeronavale si occupa della sicurezza in mare. La Guardia di Finanza dal 2016, con il famoso decreto Madia, è diventata la polizia del mare, quindi l'unica forza di polizia a mare. Noi ci occupiamo dell'ordine e della sicurezza pubblica, del contrasto ai traffici illeciti e del contrasto ai crimini economici anche a mare. Presente in questo momento in sostituzione di mia mamma, che ormai ha 95 anni. Però mia madre è lo stesso presente in questa manifestazione, perché il giornalista dottore Conigliaro ha fatto un'intervista a mia mamma che sarà visionabile, penso, su un totem che è presente presso la torre Carlo V, dove c'è la mostra. Quindi anche mia madre è presente qui. Io ormai da molti anni la sostituisco perché la mamma ha 95 anni, infatti sono anche la madrina dell'ultimo dragamine della Guardia di Finanza e sono stata appunto a Genova per il Baro, alla Fincantieri, bellissima unità, ormai sicuramente un po' superata, però al momento nel 2003 è stato una bellissima unità e quindi ripeto un po' la sostituisco e mi onoro di avere mio nonno come eroe della guerra ed insieme a lui tanti altri. E veramente ogni volta che ci sono queste commemorazioni cerco e rivivo quei momenti terribili in cui loro hanno compiuto questo gesto di eroismo e ce n'è voluto di coraggio per affrontare un canale che era infestato dagli inglesi. Nel momento in cui finalmente gli hanno dato la disposizione di partire, era una missione suicida perché il canale non avevano vie di scampo, quindi lo sapevano purtroppo e così è andata, però sono andati incontro alla loro fine senza battere ciglio, veramente una cosa di cui non ci dobbiamo mai dimenticare, mai. E quindi grazie alla Guardia di Finanza che nel giro sempre di questi anni ha sempre riproposto questi atti di eroismo e li continua a rammentare alla gente, che non bisogna dimenticare queste cose terribili legate alla guerra. E mia mamma per prima è stata la prima